Materassi vecchi, sacchi a pelo, zaini rotti e molto altro materiale dell'esercito abbandonato qui sotto il cavalcavia tra Mestre e Marghera. L'area è stata sottoposta a sequestro. Sono stati i membri della pagina Facebook Marghera Oggi 2.0 a segnalare la cosa, documentando con foto e video l'accumularsi giorno dopo giorno del materiale per i ripetuti abbandoni. E ci siamo incontrati che la discarica è aumentata 3 volte, il minimo 3 volte. Dunque più di 3 volte sono arrivati con un camion, avranno scaricato i sacconi e tutto il materiale, in cui siamo visti l'etichetta di uno dei zaini, mi pare, con scritto Esercito Italiano. Da là abbiamo telefonato al 113 che ci ha fatto passare i carabinieri, da là sono arrivati i carabinieri che dopo hanno fatto intervenire la polizia locale e i militari. Ma non è tutto. Ci sono, no qua, ma dietro ci sono bivacchi di persone senza tetto, oltre che spazzano, si consumano. Qua c'è anche una chiesa ortodossa, non credo che sia tanto il posto, il luogo dove stoccare questo materiale qua. C'è infatti da chiedersi chi sia l'artefice, difficile pensare sia stato effettivamente l'esercito. I militari non fanno questa roba qua. Deve essere qualche azienda che gli hanno detto guarda abbiamo del materiale scaduto da stoccare e loro avranno pensato qualche azienda di scaricare. Sì facciamo e invece di fare tutto l'iter hanno scaricato là, tanto dopo il pagamento è del comune, dei noi cittadini di questa situazione.